Tifosi del Napoli, tenetevi forte. Perché le notizie che stanno arrivando direttamente da Sky Sports sono semplicemente esplosive. Sì, avete sentito bene. La fiamma si è riaccesa. Federico Chiesa è di nuovo nel mirino del nostro amato Napoli. E attenzione, questa mossa non ha nulla a che vedere con la telenovela che coinvolge Darwin Núñez. Si tratta di operazioni completamente separate, ma che stanno infiammando il retroscena del calcio europeo. Prima di raccontarti i dettagli, metti un like, iscriviti al canale e attiva il campanellino. Perché qui sarai sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mercato. Soprattutto quando coinvolge il nostro glorioso Napoli. E guarda, la situazione è molto chiara, secondo le informazioni di Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport. Chiesa vede il Napoli come l'occasione perfetta per rilanciarsi ai massimi livelli del calcio europeo. E diciamoci la verità, quale occasione migliore che giocare sotto la guida di Antonio Conte? Un allenatore che ha sempre dichiarato di essere un vero fan del suo calcio. Ma c'è di più, il Napoli ha appena vinto il campionato e disputerà la prossima edizione della Champions League. La verità, tifosi, è che Chiesa sa che questo è il momento d'oro per riscattarsi. Ritrovare il suo protagonismo e, chissà, tornare ad essere quel giocatore decisivo che ha incantato l'Europa. Ma attenzione, perché la stampa italiana fa una precisazione molto importante. Questa trattativa che coinvolge Chiesa e Darwin Núñez non è in alcun modo legata alla possibile partenza di Victor Osimhen per il Liverpool. Non si tratta di uno scambio diretto, né tantomeno di un'operazione combinata. Al contrario, le due trattative sono condotte in modo completamente indipendente. Anche perché, se guardiamo solo alla questione salariale, avrebbe senso. Darwin Núñez guadagna circa 5 milioni di euro a stagione, Chiesa circa 7,5 milioni. Mentre Osimhen supera i 10 milioni. Ma quando si parla di valori di mercato, di valutazione dei trasferimenti, allora la conversazione cambia completamente. Luca Marchetti ha persino scherzato durante la sua partecipazione a Radio Marte, dicendo che forse l'idea di un accordo più ampio, che coinvolga tutti questi nomi, potrebbe essere interessante, ma per ora non è altro che fantasia o speculazione. Quel che è certo, tifosi, è che sia Chiesa che Darwin Núñez sono nel mirino del Napoli, sì. E i due potrebbero arrivare indipendentemente l'uno dall'altro. E guardate, il recente messaggio di Gennaro Gattuso, che incoraggia Chiesa a tornare in Italia. Non ha fatto altro che gettare benzina sul fuoco. E ora, ovviamente, voglio sapere cosa ne pensate, tifosi azzurri. Secondo voi, Federico Chiesa è davvero il nome giusto per rafforzare questo attacco? Pensate che abbia ancora quel calcio di altissimo livello che abbiamo visto nella nazionale italiana e nella Juventus? E ancora, pensate che dovremmo concentrarci su Chiesa, su Darwin Núñez, o, chissà, portare entrambi? Commenta qui sotto, perché la tua opinione è molto importante e fa crescere ancora di più questo canale. E se ti è piaciuta la notizia bomba di oggi, lascia un super grazie. Perché questo rafforza molto il nostro lavoro e ci aiuta a continuare a portarti tutte queste informazioni fresche. Discutiamone, tifosi del Napoli.